What you do here? What you do here? What you do here? Take my. They want to take my food. Take my. Come here, bastard! I'll kill you. Finish you. Vai. La rissa tra stranieri in via Valeria a Padova diventa terreno di scontro tra il ministro dell'Interno e il sindaco della città del Santo. Se da un lato Salvini attacca l'amministrazione patavina sulla sicurezza, un Giordani, novello Nostradamus, rispondendo con una nota ufficiale, annuncia la crisi di governo che si concretizzerà nella tarda serata di giovedì. Capisco che in queste ore sta partendo l'ennesima campagna elettorale che porterà a ogni genere di esagerazione e strumentalizzazioni su ogni cosa, ma Salvini, se può, lasci stare Padova, scrive Giordani. Mai parole furono più profetiche. La nota di Palazzo Moroni infatti arriva alle 18:30. Poche ore dopo Salvini da Pescara apre la crisi di governo. Ad accendere la miccia dello scontro tra i due era stato il video nella rissa in mezzo alla strada tra stranieri avvenuta 2 giorni prima a pochi passi dal centro città. Il ministro dell'Interno aveva commentato le immagini diffuse nei social dal parlamentare leghista Massimo Bitonci. Scene dalla tollerante e accogliente Padova del PD, e poi il problema per i buonisti è il decreto sicurezza disumano e Salvini criminale. Poveretti evidentemente vivono su un altro pianeta. L'Italia ha cominciato a rialzare la testa, state tranquilli che indietro non si torna. Queste le parole di Salvini, frasi che hanno fatto adirare il sindaco Giordani. Qui siamo tranquilli, la città lavora per il suo futuro e non sentiamo il bisogno di litio di ministri che denigrino la nostra bella Padova, anzi se può, dato che è ancora ministro degli interni, dia una mano per garantire nei fatti sempre più sicurezza, risponde Giordani, profetizzando così un'imminente caduta del governo. Se cade il governo, ora i partiti si attaccheranno per mesi, ma lasciano fuori la mia città dalla loro propaganda, conclude Sergio Giordani.